Primo posto in classifica in solitaria, 16 vittorie, 8 di fila nelle ultime gare, 4 pareggi, una sola sconfitta, miglior attacco, ben 54 reti, miglior difesa, solo 9 reti subite. Dopo i fasti della Serie C, il seguente crollo, la Nuorese sembra aver imboccato la strada della resurrezione. No, la resurrezione ancora no. Se solo pensiamo che 3 anni fa facevamo i playoff con Pro Vercelli e Prego Crema, no, resurrezione no. Diciamo che è una bella soddisfazione per un gruppo di nuoresi che ha preso la società in un momento delicato e in questo momento si trova a raccogliere dei frutti molto importanti, ma ancora non abbiamo fatto niente, ancora è duro, abbiamo 3-4 partite delicatissime, a fine marzo probabilmente potremo cominciare a tirare le somme. Leader del girone B della promozione, la formazione allenata da Antonio Brastaro ha riportato alla ribalta il club barbaricino, ma sembra non aver ancora conquistato la fiducia dei tifosi. Questa è l'unica nota dolente, purtroppo, mentre abbiamo avuto grandi risposte, grandi aiuti di amici, sponsor, il pubblico in effetti non supera i 150 paganti. Faccio un appello, ne approfitto della vostra emittente per dire che abbiamo bisogno che il pubblico ci stia vicino in tutti i modi, insomma, perché avere il famoso 12° giocatore sugli spalti è molto importante per noi.